caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Un'altra puntata di Un caffè con l'esperto, qui al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Oggi l'ospite è l'ingegner Paolo Giribona, che è coordinatore dei progetti Neuranix. Benvenuto, ingegnere. Grazie. L'ingegner Giribona è nato a Perugia il 23 marzo del 1955, segno zodiacale Ariete, segno volitivo, determinato, un po' testardo, un pioniere, dicono, perché è il primo segno dello zodiaco. Lei si riconosce un po' in questo? In qualche misura sì, perché tutto il settore di cui mi occupo ormai da più di 30 anni, perlomeno all'inizio, è stato un settore pionieristico nel nostro paese. In effetti, la prima domanda che io le voglio fare, caro ingegnere, è proprio questa. Lei è ingegnere biomedicale. Spieghi ai nostri telespettatori che cosa consiste la sua attività. Sì, l'ingegnere biomedicale è un ingegnere che utilizza i metodi tipici dell'ingegneria, la progettazione di tecnologie, finalizzata all'impiego in campo medicale. Quindi è responsabilità di noi ingegneri biomedicali l'aver progettato tutte le apparecchiature che ormai troviamo in qualsiasi ospedale, che sono diventate negli anni un elemento fondamentale di quello che è la diagnosi, la terapia su un paziente. È opportuno a questo punto conoscere in maniera un po' più approfondita le finalità e la mission di questa azienda, e lo facciamo attraverso le parole del suo fondatore. Sono Philip Munz, amministratore delegato della Neuranix. Neuranix è una startup innovativa che produce dispositivi medici per il mercato welfare e salute, sia per gli esseri umani sia per gli animali. Abbiamo 3 aree di prodotti, dispositivi medicali, dispositivi veterinari e abbiamo dispositivi per monitoraggio nell'ambito welfare. I dispositivi Neuranix sono basati su sistemi diagnostici, monitoraggio e controllo, sistemi di informazioni e telemedicina. Neuranix collabora con importanti partner strategici, soprattutto il CNR è stato fondamentale nello sviluppo del timpanometro. Tutte queste importanti collaborazioni indicano il percorso innovativo di Neuranix. Eccoci in studio. Allora, ingegnere, in che cosa si differenzia rispetto a dei prodotti che già sono sul mercato e che possono lontanamente assomigliare alla vostra piattaforma e al vostro prodotto? Sì, le faccio una premessa. Il sistema che abbiamo sviluppato è espressamente indirizzato ad aumentare il livello di sicurezza delle persone che vivono sole a casa, in particolare degli anziani che vivono soli a casa. Questa è una problematica molto, molto importante. Ora, sappiamo che vivere da soli in generale non è una buona situazione, perché espone a potenziali pericoli. Se succede qualcosa nessuno lo sa. In particolare se si è persone anziane, questo livello di pericolo è incrementato. Sappiamo che esistono da tempo sul mercato delle soluzioni che tentano di dare una risposta a questa problematica. Il classico pulsante da premere quando si è in difficoltà. Quindi quello da cui noi siamo partiti era proprio quello di riuscire a mettere a punto un sistema che non richiedesse nessun tipo di interazione da parte dell'anziano, nessun tipo di partecipazione. Creare sostanzialmente un sistema di monitoraggio trasparente per l'anziano, ma che consente di acquisire informazioni molto importanti su quella che è la sua vita all'interno dell'abitazione. Quindi avete capito, un sistema che non richiede l'azione diretta dell'anziano, del vostro congiunto, insomma voi siete lontani, vorreste sapere insomma, se sta bene, se sta male, eccetera, ma attraverso un sistema che ci spiegherà dopo la pausa pubblicitaria l'ingegner Giribona ci permette appunto di essere vicinissimi anche se si è lontanissimi dal congiunto. A tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi.
ci eravamo lasciati con questa curiosità, capire che piattaforma voi avete realizzato per consentire di monitorare il proprio congiunto anche a distanza. Di che si tratta? Allora, l'obiettivo principale è quello di acquisire delle informazioni all'interno dell'abitazione e trasmettere queste informazioni remotamente a chi dopo ha la possibilità di intervenire in caso di problemi. Che tipo di informazioni acquisiamo all'interno della casa? In primo luogo le informazioni legate ai movimenti, alle attività che vengono svolte all'interno dell'abitazione. E questo viene fatto attraverso un'opportuna sensoristica dei sensori che rilevano i movimenti all'interno dell'abitazione. Quindi voi mettete un sensore per ogni stanza. Esatto. E questo sensore è collegato ad immagino una scatola che consente di inviare dei dati. Esattamente. Ma tutto questo richiederà un lavoro incredibile di installazione. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale. Fin dall'inizio del progetto l'obiettivo che ci siamo prefissi è stato quello di sviluppare un sistema che non richiedesse nessun tipo di installazione a casa della persona anziana, che non richiedesse internet o collegamenti al telefono di casa o che non richiedesse ADSL, cioè tutto quello che normalmente avrebbe complicato l'installazione del sistema. Abbiamo creato un sistema totalmente indipendente che è in grado di comunicare attraverso internet in maniera del tutto autonoma. Questa è la centralina. Esatto. E questi sono i sensori. I sensori. Sono dei sensori particolari del tutto passivi, quindi non emettono nessun tipo di radiazione, di interferenza o altro, ma rilevano semplicemente la temperatura del corpo umano. E quindi attraverso questa rilevazione sono in grado di capire se all'interno della stanza è presente una persona. Per fare un esempio, se ad esempio i sensori che attraverso apposite notifiche che arrivano sul telefonino e sul PC, se non vado errato, Sì, ecco, se non arriva nessuna notifica significa che insomma in quell'ambiente non si sta muovendo nessuno, quindi esatto. forse è il caso di cominciare a preoccuparsi. Sì, ovviamente la preoccupazione è legata al crearsi di determinate situazioni. Spiego, se la persona è abituata ad esempio a far colazione tra le 7 e le 8 di mattina e quindi dobbiamo aspettarci un ingresso in cucina in quella fascia oraria, se questo ingresso non si verifica dopo una determinata ora significa che forse qualcosa non sta andando per il verso giusto. Ecco, in quel caso lì, allora il sistema, opportunamente programmato, è in grado di inviarci una notifica che ci informa di questa situazione. La interrompo solamente un secondo prima di cedere la parola alla regia. Qualcuno a casa forse potrebbe cominciare a preoccuparsi e dire sì, ma se mi arrivano tutta una serie di notifiche mi viene poi l'angoscia da notifica, ma così non è e lo scopriremo tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Ci siamo lasciati qualche istante fa con questa, tra virgolette, angoscia da notifiche, perché sa, noi tutti che utilizziamo lo smartphone abbiamo spesso le notifiche dei vari social network, eccetera, ma se aggiungiamo un altro elemento, ecco, come possiamo controllare questa angoscia da notifiche? Beh, diciamo che l'angoscia è dipendente dal nostro livello di apprensione. Quindi ecco, proprio tenendo conto di questa cosa abbiamo ideato un sistema che è totalmente configurabile in funzione delle esigenze dopo dell'utilizzatore. E quando parlo di utilizzatore intendo il parente dell'anziano o un operatore sanitario, in sostanza le persone che dovranno acquisire questa informazione e dopo agire di conseguenza. Quindi tutto nel sistema può essere totalmente configurato, quindi possiamo decidere liberamente quando essere avvertiti in presenza di quali situazioni. Ad esempio, per tornare all'esempio di prima, se l'orario di assunzione della prima colazione è fra le 7 e le 8 di mattina, possiamo decidere dopo quanto tempo vogliamo essere avvertiti se questo evento non si è verificato. Quindi in funzione di questo possiamo liberamente configurarlo in funzione del nostro livello di apprensione. Ho la sensazione che questo strumento consenta una garanzia della privacy fondamentale. Assolutamente, perché non c'è nessun tipo di dato, diciamo, personale
che viene acquisito, ma semplicemente si ricavano informazioni su quello che è l'occupazione dei vari locali dell'abitazione e su questo si crea un profilo di normalità, di attività normale che viene calcolato automaticamente dal sistema, che sfrutta, diciamo, delle tecnologie di autoapprendimento, e quindi non si entra assolutamente nel dettaglio di quello che possono essere comportamenti personali o dati personali. Per essere più semplici, non ci sono riprese video, non ci sono registrazioni audio, quindi di conseguenza totalmente sicuro sotto questo profilo, anche perché, come lei ricordava poco fa, non solo questo apparecchio viene acquistato dai parenti, no? Che così vogliono monitorare il proprio congiunto, ma è a disposizione anche degli operatori dei famosi centri di assistenza per gli anziani. Esattamente, infatti questo è uno degli elementi che stanno anche alla base del progetto, che è stato sviluppato in collaborazione proprio con aziende che si occupano di assistenza domiciliare, quindi sono ben a conoscenza di quali sono i problemi. E nel caso degli operatori professionali è lo stesso prodotto o c'è un'evoluzione? Allora, il prodotto è esattamente lo stesso, l'unica cosa che cambia ovviamente è il modo di rappresentare i dati, perché un'azienda che si occupa di monitoraggio domiciliare ha bisogno di una visione complessiva di più utenti, di più appartamenti monitorati. Questa piattaforma così interessante, a chi è rivolta essenzialmente? Ma direi a tutte le persone che si trovano in una situazione di particolare fragilità all'interno della propria abitazione, quindi persone anziane, persone con qualche disabilità, persone con qualche patologia cognitiva non particolarmente grave, che quindi consente loro ancora di vivere all'interno della propria abitazione. E chi sono i soggetti che sono interessati all'acquisto di questo prodotto? Ma esiste una bella parola inglese che si chiama caregivers, che in italiano non ha un corrispondente, però individua tutte le persone che in qualche maniera hanno a cuore la salute e il benessere di un'altra persona. Quindi nel nostro caso in primo luogo saranno i parenti, ma potranno essere anche operatori sanitari, istituzioni sanitarie che in qualche maniera concorrono a garantire la sicurezza e il benessere della persona monitorata. Ingegnere, poi questo sistema può essere allargato a sensori anche di altra natura, cioè che controllano la casa sotto che profilo? Assolutamente, il sistema in realtà è in una evoluzione continua, a partire dalla sensoristica di base di cui abbiamo parlato prima, adesso si stanno aggiungendo altri sensori legati ad altri aspetti di sicurezza all'interno dell'abitazione, ad esempio sensori di fumo, sensori di perdite di gas, sensori di perdite di acqua, quindi tutto un insieme di cose che possono segnalare situazioni di reale pericolo. Oltre a questo, adesso stiamo lavorando e sarà pronto a brevissimo un sistema per monitorare la regolare assunzione di farmaci da parte della persona anziana, che gioca un ruolo molto importante nella salute dell'individuo. E quindi si tratterà di un dispenser per farmaci che sarà in grado di segnalare automaticamente il momento, l'ora in cui il farmaco viene prelevato e di segnalare se c'è una dimenticanza in tal senso. Io di solito chiedo all'ospite se ha un oggetto, qualcosa a cui è particolarmente legato. Lei mi ha portato due cose curiose che adesso andremo a spiegare direttamente ai nostri ospiti. Questa cos'è innanzitutto? Una è una cosa molto personale, questo è stato il primo regalo che mia figlia a 6 anni di sua spontanea volontà mi ha fatto, è un campanellino che forse si sentirà, e che mi aveva detto, era un tempo in cui viaggiavo molto in giro per il mondo per lavoro, e mi aveva detto se hai qualche problema suonalo e forse un angelo ti sentirà. Estremamente poetica e sensibile Silvia, e questo invece cos'è? Questo invece è l'elemento fondamentale che sta all'interno di questo dispositivo e che consente al dispositivo di comunicare remotamente. Questo è un telefono cellulare completo che, come qualsiasi telefono cellulare moderno, consente di connettersi a internet, al limite anche di telefonare, ma non è questo l'obiettivo. Ecco. Bene, grazie all'ingegner Paolo Giribona, ingegnere biomedicale e coordinatore dei progetti Neuranix, e grazie a voi per averci seguito ancora una volta qui ad Un Caffè con l'Esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.